Adesso ascoltiamo il professore. Ciao a tutti, mi vorrei cominciare, grazie madame, Vaillant Monsieur, esprimere mes regrets se i per non fare questa presentazione in lingua piemontese, da già che sono molto bene a concetto andrinta, che sono non ben fare a capire la nostra lingua poetica, ma la nostra lingua letteraria è un'altra roba. E vasmungo me merci copa rese au numeroso un bellissima sera in onore a una poetessa che è stata a questa terra e aveva le sue reis in questa località. Come già molti prosatori e poeti in piemontese prima di lei, anche Vittoria Rollet è giunta abbastanza tardi alla poesia in lingua regionale. Aveva incominciato a poetare in italiano alla fine degli anni '80, quando di certo non era ancora al corrente dell'esistenza di una lingua e di una tradizione letteraria in piemontese. Tra i suoi versi in italiano v'erano anche poesie religiose. Ha ricevuto premi per quest'ultime, segno che la sua vocazione poetica aveva premesse ben salde. Fatto abbastanza raro nella storia della poesia piemontese contemporanea, ha continuato poi a scrivere occasionalmente poesie in italiano fino alla sua scomparsa. Non si sa di preciso in quale momento della sua vita e per quali vie Vittoria sia pervenuta al piemontese come veicolo principale della sua poesia. Il dialetto l'ha senz'altro parlato fin da piccina, ma la lingua letteraria è stata un incontro casuale oppure un'ineludibile necessità creativa. Quale che fosse il caso, per Vittoria Rollet il piemontese come lingua poetica data dal suo incontro con Camillo Brero. E qui vorremmo omaggiare questo maestro dei maestri che ci ha dato non solo delle grandi poesie, l'Anima mia Sanandia per esempio, ma ci ha dato anche i dizionari e le grammatiche di questa lingua ed è proprio di questa terra, è vero, facciamogli un piccolo applauso. È dalle poesie di Camillo Brero, dalle sue prose e più tecnicamente dalle sue grammatiche e dai suoi dizionari che questa poetessa fece la transizione dal piemontese solo parlato al piemontese solo scritto. Abbiamo sentito prima da Gian Domenico che quando leggeva le sue poesie loro avevano difficoltà a capirla, ma da quando in qua la lingua dei poeti è facile da capire. Per la Rollet l'impegno di studio deve essere stato straordinario se nel 2004 a Druento Camillo Brero ebbe ad affermare che l'allieva ha superato il maestro. A Vittoria occorsero in effetti alcuni anni prima di comporre le sue poesie direttamente in piemontese, dal 2001 al 2003 all'incirca. Per i primi 2 o 3 anni stendeva la brutta in italiano e poi da quella base si autotraduceva, o per meglio dire si autoricomponeva in piemontese. Questa prima stesura in italiano ci porta ad una domanda. Vittoria Rollet utilizzava l'italiano perché ancora non conosceva tutte le parole che le occorrevano per stendere la versione direttamente in piemontese, oppure c'era anche l'insegnamento di Pinin Pacot che esortava i giovani della compagnia ad allargare le conoscenze poetiche ben oltre gli schemi provinciali cui il piemontese era rimasto legato fino ad allora. Una volta superato l'ostacolo linguistico, la Rollet si sentì a suo agio anche con la poetica e, dopo il periodo biennale di iniziazione, compose sempre direttamente in piemontese. Il primo premio da lei conseguito per una poesia in piemontese risale al 2001, si classificò seconda al concorso Città di Poirino, aveva 60 anni. Da quell'anno fino al 2013 conseguì 43 premi letterari, prese parte ad una media di 4 concorsi all'anno, chiaro segno che la morte prematura venne ad interrompere una produzione che senza dubbio alcuno sarebbe continuata ancora per diversi anni. La poetica di Vittoria Rollet si articola in 6 temi principali. Li abbiamo raggruppati in questo volume creando 6 sezioni diverse, a ciascuna delle quali abbiamo assegnato un titolo che ne riassuma i temi. Primo, L'infini par finaggi, l'infinito come limite.
Ambrunga di c'è ubadat vus neve, crepuscolo dei padri, serenata di voci nuove, reis, radici, farabulade, facezie, humanitas, solidarietà con il genere umano, antal crosset l'anima ab imis anime, dal profondo dell'anima. Prevalgono tuttavia su tutte le altre, dall'inizio alla fine, tre modalità: la poesia metaregionale, la poesia commemorativa e la poesia di solidarietà sociale. Pensi che deve avere un po' di beva. Nelle sue poesie di chiara vocazione metaregionale, tre filoni sono strettamente collegati tra di loro: natura chiaroscurale, albori, crepuscoli, paesaggi lunari; natura panica, immensità cosmica, contrapposizione dell'io al tutto, l'io piccino piccino della poetessa, che si chiede chi è in rapporto al mistero del tutto. Al giardin, ant la primalba, alle tutan turbi at culur, cas desbandisue abbiauto, caberlusunt al prim sul, e mi, chi cardia desse parsunera de la noit, ura i vestul tem con azione colorat. La rosa la marcance la faccia de la matin, rupie lusente e sutile che sparisunt al sol. E mi, ura mi sento una pignat puar, parsunerans la strada al vento. Nel giardino, al primo albore, è tutto un turbinio di colori, che sbocciano e oscillano, che baluginano al primo sole. E io, che credevo d'essere prigioniera della notte, ora vesto il tempo con sogni colorati. La rugiada ha segnato sul volto del mattino rughe rilucenti e sottili che svaniscono al sole, e io ora mi sento una manciata di polvere, prigioniera sulla strada del vento. Per poesia metaregionale si intende non solo quella che trascende le tematiche locali, paesetto, rione, nonni, cascina, ma anche quella che utilizza quest'ultimi temi solo più come simboli attraverso cui assurgere poi a dimensioni universali. Primo precursore del metaregionalismo poetico fu Pinin Pacot, con la sua poesia Cruciere, crocevia, del 1935, ed estensore del manifesto, merci, un po' deva fatan bin, certo. Forse farei anche meglio, magari. Precursore della nuova poesia, con una ingiunzione scandita a grandi lettere a tutti gli aderenti di questa nuova tendenza. L'articolo del 1927, ve lo do subito in italiano ma era in piemontese. Scrivere opere poetiche così belle da far vivere la lingua piemontese ben al di là del suo tempo e ben oltre i confini regionali in virtù dell'eccellenza poetica che essa convoglia. Era un insegnamento completamente nuovo. Il metaregionalismo diventava la nuova via per fare poesia e per salvare il piemontese. Ciò non significava necessariamente accantonare per sempre i temi della campagna, dei nonni, della casetta ancestrale, ma trasporli in termini di universalità, cioè non la campagna, ma la natura, non i nonni, ma gli antenati, non la casa natia, ma tutte le case dell'umanità. Insomma, invece della cosa si doveva cantare il sentimento di quella cosa, la sua impronta sull'anima del poeta. Metaregionali con ritorni però anche plateali al richiamo della poesia evocativa e nostalgica furono i poeti della prima generazione dei Brandè, come Alfredino Nicola, Luigi Olivero, e della seconda, come Tavo Burat e Camillo Brero. Vittoria Rollè, allieva di Brero, è nel novero della terza generazione, che si tinge di rosa, insieme a Bianca Dorato, Elisa Revelli e a Candida Rabbia. Vittoria Rollè ha portato il metaregionalismo in poesia alle sue punte più avanzate, con tutta la dovizia lessicale che l'appartenenza a questa ristretta cerchia esigeva. Maestri e modelli di poetica e di lingua per questa terza generazione sono stati, oltre a Brero, Tonio Tavella, Barbatoni Budrie e i poeti del Monregalese. Tra Guladeva,
Tra le 21 poesie di Vittorio Rollet, di spiccata impostazione metaregionale, e le 22 dedicate al terroir, al territorio, alle memorie di luoghi e personaggi dell'infanzia, il discrimine è assai più scandito che in Pacot o in Nicola. Molte delle composizioni della poetessa ad argomento locale sono chiaramente rievocative di luoghi e di tempi circostanziati. Prendiamo a titolo d'esempio la prima quartina, rima baciata, di Terra senza smens. È stata collocata nella sezione numero 2, vocazione ibrida, intitolata Ambrunga dice ubadet vus neve. Antramentre che d'anturn as destis al di, la vea cat campagna resta sulla ansili, e l'anira fora. As mia ura mac pinumbra vei da evana come una vita passà che pian piano si slontana. Mentre d'attorno si spegne il giorno, la vecchia casa di campagna se ne sta lì, sola. Assomiglia oramai solo più ad un'ombra vuota e vana come una vita passata che pian piano si allontana. Già l'immagine della vea cat campagna è stata tratteggiata in modo deliberatamente elusivo. È un oggetto abbandonato, chissà quando, chissà dove, che si afferma assai meglio nella nostra percezione grazie all'utilizzo di riferimenti simbolici e di similitudini. Numbra vöida e vana come una vita passà che pian piano si slontana. Mentre questa poesia, recepita al valore nominale, sembra una composizione dedicata al recupero di immagini di infanzia, in realtà è la trasposizione di oggetti e luoghi tratti dal memoriale infantile ad una dimensione metaregionale. E questo può affermarsi per buona parte delle composizioni apparentemente terranee e campagnarde di questa poetessa, che di continuo contrappone la memoria al tempo, innescando una trasmigrazione nella quale gli oggetti concreti diventano simboli polivalenti. Terra senza smens, vita senza cœur, noit senza di, mac pinumbra che meuran sal punta ad l'avni. Terra senza seme, vita senza cuore, notte senza giorno, solo più un'ombra che muore sul ponte dell'avvenire. Molte delle poesie della Rollet partono e si sviluppano dalla minuta osservazione e descrizione dei dettagli, soprattutto quelli che le offrono la natura e i fenomeni naturali, come vento, pioggia, neve, foglie e fiocchi di neve che lentamente cadono, specchi e sciabordio d'acque, frusciare del vento, brine, rugiade, albe e tramonti. La necessità di nominare tutto, uno per uno, questi elementi e la loro gamma di luci, rumori e movimenti le dà il via libera per l'esibizione del lessico già duramente così acquisito. Ma la pinga blagueura tra i brand di pins ciassà al germo lusent che antleva sversan bei cant, piadan vias destaca, aschita e dà la luz ragassà, ant l'argenta glissa la dussa de la luz cercant. Al rö argentà, cum narsautza sciapan sercia splendrient, cas mësciunt al cœur ad leva al cairura de la luna, ans bardlant an vers sulla brua sumbra mille splue d'argent, e la pinera ura susta che la sciaplura appasia d'una. Ma una pigna, civettuola, schiacciata tra i rami dei pini, mirando il cono lucente che nell'acqua si versa, presa dal desiderio si stacca, si diparte e istigata dalla luce nell'argento scivola cercando la fonte luminosa. L'aureola argentata con un tonfo si frantuma in cerchi splendenti che amalgamano nel cuore dell'acqua il chiarore della luna, spargendo verso la riva scura miriade di faville d'argento e la pineta ora anela ad appianare rapidamente l'increspatura. Frequentissime nei suoi versi le riflessioni sulla vita, sull'esistere, in un alternarsi di onnubilamenti e di schiarite che farebbero pensare ad un pessimismo esistenziale sempre però riscattato da una fede coriacea. Stagiun brute cade golo e strincun l'om versa al gel, ans bandien canzun e illusion svanie
su branc de spine. Alet pera che acquato la fiamma smorta ant un armeuil da sel ante agitu, iundo plaut, macat bram nurit silenzi, ma fin ant le rupie de la sombrura, narciam ancora sterma, nas sludit lus a sempe che al cœur arvia e pugna, e i ceirin an visc, ca fa baboia tra i rovei di crussi, lontano da vsinca sia, a marca i passant al santè della vita. Brutte stagioni, che svigoriscono e strapazzano l'uomo verso il gelo, facendo sbocciare canzoni e illusioni svanite sui rami di spine. Ali di pietra, che ricoprono la fiamma esangue in un ristagno d'acciaio dove germogliano giorno dopo giorno solo urla nutrite di silenzio. Ma perfino nei recessi della tetraggine un richiamo ancora nascosto, un bagliore di luce vi è sempre che il cuore ravviva e pungola e il lumicino acceso che fa capolino tra i roveti dei crucci, lontano o vicino che sia, segna i passi sul sentiero della vita. Ha sofferto, la poetessa, ha sofferto indubbiamente, ma senza mai mettere minimamente in dubbio il dono supremo della vita. Come già anche la magistrale poetessa della luce, Bianca Dorato, e le due poetesse soprannominate, Elisa Rebelli e Candida Rabbia, nella poesia femminile metaregionale un amplissimo posto è fatto al topos della luce. Vi sono composizioni della Rollet dove la parola lus, luce, e le parole ad essa connesse, lusen, splendrient, sbalucant, ricorrono più volte in pochi versi, quasi che ripetendole spesso la poetessa potesse esorcizzarne la presenza. Frequentissimo l'incipit con una scena notturna, luna, luce lunare, mondo chiaroscurale come in smense stelle. Sochairur avagna l'escura della noit, sugli fin a lubac cadorm e andurmienta sarpata de luz. Il suo chiarore soverchia l'oscurità della notte, accarezzando perfino il baccio che dorme e dormendo si sazia di luce. E questa decisamente la canzone della luce. La parola lus ricorre 4 volte accanto a lusen, lusariola, lusur e 3 volte in chairur. Chairur, cum chairur mescia san liu ant l'armeuia d'aria, e fa la noit più bella, canzun ad lus cameur ant ioia d'alba e amarvia al cœur ant l'ura della sombrura. Chiarore con chiarore mescolati si fondono nel ristagno dell'aria e fanno la notte più bella, canzone di luce che muore negli occhi dell'alba e mi ravviva il cuore al cader della notte. La parola lus, luce, ricorre ben 6 volte nelle 5 strofe pentastiche di Virariunt ad lus, girotondo di luce, 3 volte nella seconda strofa e 2 nella quarta. È originale. L'impostazione è la sequela di metamorfosi auspicata dalla poetessa. C'è il solito confronto tra l'infinito e l'individuo. Mi, fervai a terra, anciuchem ed nachiete sensan via, ante alla luz bella il destin che ven, io briciola di terra, ubriacarmi in questa quiete senza bramosia, là ove luce perfino il destino che viene. La resurrezione si fa in presenza di questo rinascere della luce, dopo la lunga pausa notturna per cui il tema della luce si ricollega e ne fa parte intima a quello della religiosità, a volte panica, a volte laica, a volte religiosa, a volte fideistica. Giole deva curia, a sghinciu marelet sögn, che ant la frascura sa sfrisu, suffrin ambis cant un cristal, spluve cameiro, ad lus balant ant nan lyra sulia. Punt cagiuns miam vias tapas genita, cas nutris das ciandur, maravia caval dal vente mi, ante il silenzio canta e stun a un fau dall'eternità. Vampate d'acqua fluida dipanano matasse di sogni che nella frescura si sminuzzano, zolfanelli accesi in un cristallo, faville che muoiono di luce, ballando in un ordito assolato. Ponte che congiunge le mie voglie a questa luce, a questa pace schietta che si nutre di splendore,
meraviglia a cavalcioni del vento ed io, dove il silenzio canta, me ne sto in grembo all'eternità. È proprio vero che per dire cose imperiture o per fare poesia senza limitazioni di parole, di temi, di registri, bisogna per forza di cose usare una grande lingua, una lingua ufficiale, una lingua aulica. La poesia si può fare in qualsiasi lingua, basta saper fare poesia. La maggior parte delle rime scritte dai petrarchisti tra l'epoca di Maria di Cristina di Svezia, 1626, e la versione 1763 in endecasillabi sciolti dell'Ossian di James Macpherson da parte di Melchiorre Cesarotti è del tutto priva di valore letterario, anche se rigurgita di finezze e di agudezas letterarie. Montagne di versi scritti per niente. Direi che invece i versi di Carlo Maria Maggi, di Carlo Goldoni, di Ignazio Isler, di Giuseppe Gioacchino Belli, di Carlo Porta, tutti dialettali per intenderci, sono capolavori in tutti i sensi della parola, quale che sia l'angolo da cui si esaminino, inclusa ovviamente la lingua. Ignobili dialetti per fare della splendida letteratura. L'universalità della lingua locale, quando diventa veicolatrice di grande poesia, non dipende dal fatto che essa travalica con i suoi lemmi i confini della regione, ma dal fatto che essa veicola eccellenza poetica. L'eccellenza poetica è sempre metaregionale, quali che siano i temi cantati. Declassare un corpus poetico, come fanno molti degli accademici italiani, solo perché non è stato scritto in una lingua prestigiosa e ufficiale, è criticamente inaccettabile. Come pure inaccettabile l'atteggiamento di esclusione e di condanna da parte di linguisti e di critici su lingue poetiche che essi non possono leggere perché non le capiscono e dunque non le hanno mai studiate. Ciò detto, bisogna ammettere che non esiste nella produzione letteraria regionale italiana un capolavoro monumentale, fondante, centrale, consacratore di identità e di ancestralità, che riassuma in sé tutte le istanze del poetare in lingua piccola e metta la critica accademica e letteraria di fronte ad un out-out. O misconoscere quell'opera e commettere una colossale omissione, ovvero riconoscerla e con essa necessariamente riconoscere l'adeguatezza letteraria della lingua che la veicola, anche i cosiddetti dialetti. L'esortazione di Pacot a smetterla di abbinare il piemontese alle rime della domenica o ai versi ridanciani da osteria e di scrivere con competenza linguistica e conoscenza delle poetiche nazionali e straniere è sempre valida. È l'inizio, è la premessa, ma non basta. Occorre anche il respiro della grande opera. Quando Frédéric Mistral dichiara di Mireo, che vole che in glori fuga aussado cum uno reino e caressado par nostro lengo mespresado, car cantan che per vautre o pastre o gen di mas, è occitano, provenzale. Si percepisce già in partenza tutto un programma, un'eroina centrale di umile estrazione, una lingua da rimettere in vita, da rivitalizzare, un pubblico cui ciò tutto è destinato. Mistral compie qui due operazioni in una. Eleva il suo personaggio da contadina a figura letteraria e impernia tutta la sua opera attorno ad essa. Mirella inoltre si identifica e diventa una cosa unica con la sua terra, la Provenza. I suoi attributi diventano quelli del suo paese e cantando la sfortunata sorte di questa ragazza il poeta canta anche quella della Provenza. I nostri grandi come Edoardo Ignazio Calvo o Ignazio Isler, che pure si compiacciono del loro piemontese, lo fanno in sordina, con riservo e senza una vera forza di asserzione. I poeti regionali italiani non hanno mai compiuto operazioni di solenne consacrazione della propria lingua e della propria poesia, dedicando entrambi ai fini superiori di immortalare un personaggio o un'idea centrale o una terra o un popolo. Usano il dialetto come lingua, ma non ne reclamano poi la dignità letteraria. Io direi che queste poetesse della luce, se così le possiamo definire, queste poetesse del metaregionalismo più consapevole e più avanzato, sono la nostra speranza di esserci finalmente avviati nella direzione giusta.
e di esserci anche già molto vicini. Che il piemontese sia sempre meno parlato è vero, ma per contro è sempre più scritto, sempre più competentemente, sempre più finemente. Ne fanno prova, almeno per me, i manoscritti che si accumulano sulla mia povera scrivania e ai quali non so sempre dare la prontissima attenzione che essi meritano. In 30 anni che mi occupo di letteratura piemontese, io non ho mai visto da parte di prosatori quanto di poeti tanta ricchezza terminologica, tanta correttezza grammaticale e tanta audacia nel scegliere soggetti e argomenti mai trattati prima. Il piemontese è pronto, ma i piemontesi sono pronti? Se non sono queste poetesse destinate ad essere loro le autrici di questo ipotetico testo fondamentale, esse meritano però qui e subito un riconoscimento, con le loro ricerche, con il loro studio, con la loro ispirazione e con le loro lunghe fatiche hanno spianato e pavimentato d'oro la strada che porta ad una grande letteratura in piemontese. Soprattutto Vittoria Rollè,